Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Per la prima volta in Italia e forse in Europa sul fiume Torre in Friuli è stata studiata da vicino una famiglia di sciacalli dorati. A seguirla e a monitorarla da distanza grazie alle sue fototrappole è stato Stefano Pecorella, 29enne di Aiello del Friuli, fotografo e grande appassionato naturalista. Le immagini che ha realizzato la coppia di adulti e i suoi 3 cuccioli hanno un grande valore scientifico, aiuteranno ad ampliare le informazioni sulla biologia di questa specie, in particolare nella sua riproduzione ancora molto lacunosa. Il nostro Giancarlo Virgilio ha raggiunto Stefano sul Torre e si è fatto spiegare l'eccezionalità della sua scoperta. Troviamo sul letto del fiume Torre, a pochi chilometri da Udine. Siamo in compagnia di Stefano Pecorella, un appassionato fotografo e studioso di fauna locale. Stefano, tu gli ultimi 10 anni della tua vita li hai dedicati a una specie in particolar modo, quale? Allo sciacallo dorato, sì, mi sono dedicato allo studio di questo canide molto interessante, quasi mitologico, arrivato a metà degli anni '80 qui in Italia settentrionale grazie a un'espansione del tutto spontanea, a partire dalle popolazioni dell'Europa sudorientale e della Dalmazia. Lo sciacallo dorato è un canide di taglia media, circa 15 kg il maschio e 12 kg la femmina, che vive in coppie o piccoli gruppi familiari composti dagli adulti e dalla cucciolata dell'anno. È un animale che si adatta ad ambienti molto diversi, è particolarmente diffuso nelle zone umide alternate a coltivi. Il torrente Torre è una zona molto adatta a questo animale, perché appunto ha della vegetazione golenale molto fitta che crea delle macchie dove questo animale trova rifugio ed è circondato da coltivi e zone agricole dove questa specie può reperire facilmente del cibo. Lo sciacallo dorato è considerato uno spazzino, un comportamento alimentare opportunista e quindi si ciba di qualsiasi risorsa che trova nell'ambiente, dagli scarti agricoli, ittici, gli animali investiti lungo le strade, mangime che trova nei dintorni dei pollai, anche se può predare attivamente animali di taglia piccola come ad esempio micromammiferi, ratti e arvicole. Un suo predatore è il lupo. Sì, il suo naturale antagonista è il lupo, che è un canide di taglia maggiore che tende a escludere lo sciacallo dorato dal proprio territorio anche uccidendolo attivamente. Ecco, l'arrivo del lupo in Friuli Venezia Giulia sicuramente adesso cambierà un po' gli equilibri naturali e studieremo e seguiremo le dinamiche tra queste due specie sicuramente. Negli ultimi mesi tu hai fatto delle riprese eccezionali, uniche in Italia, forse in Europa, che raccontano un po' di più sullo sciacallo dorato. Che cosa hai ripreso? Ecco, l'esigenza era appunto di approfondire un po' la biologia, in particolare quella riproduttiva di questa specie, che in Europa è ancora molto meno studiata rispetto a quella del lupo e della volpe rossa. Per questo motivo ho cominciato a seguire alcune delle tane del tasso che si sa vengono sfruttate dallo sciacallo dorato per la nascita dei cuccioli. Ho avuto la fortuna che una di queste tane è stata occupata da una coppia di sciacalli dorati, una coppia di animali giovani, che ha scelto queste tane per la nascita dei piccoli. Ho avuto perciò l'opportunità di seguire con la massima discrezione e attenzione possibile, quindi con l'utilizzo delle fototrappole, la riproduzione di questi animali fino all'uscita dei cuccioli dalla tana a circa 40 giorni di vita. Ho collezionato così delle osservazioni molto interessanti che vanno un po' a colmare queste lacune conoscitive su questa specie. Le immagini di per sé sono molto carine perché assolutamente non è facile vedere i cuccioli di sciacallo dorato nelle prime settimane di vita, in quanto questi animali selezionano delle macchie di arbusti molto fitti proprio per evitare incontri con l'uomo. Per evitare qualsiasi disturbo, per evitare di importunare questa famiglia di sciacalli dorati, sono appunto state usate queste fotocamere ad innesco automatico che si chiamano fototrappole, disposte intorno a queste tane già in inverno prima che gli sciacalli le occupassero, e sono state controllate con la massima cautela almeno possibile. E per fortuna questi animali non si sono accorti di queste fototrappole, quindi sono rimasti in zona per oltre 3 mesi, portando a termine l'allevamento dei cuccioli. Nelle immagini si vedono i cuccioli giocare, la madre allattare, ma anche il padre ha una funzione sociale molto importante. C'è un po' di parità di genere.
Beh sì, abbiamo scoperto grazie a queste riprese che il padre ha un ruolo molto attivo nell'allevamento e nell'accudimento dei cuccioli. In particolare abbiamo visto che porta cibo alla femmina in allattamento, ogni notte rigurgita cibo per la femmina, curandosi addirittura di prepararle il banchetto prima che lei esca dalla tana, quindi sicuramente un compagno fedele ed eccezionale. E poi una volta che i cuccioli sono usciti dalla tana si occupava assieme alla femmina della loro pulizia, della pulizia del loro mantello dai parassiti, li sorvegliava e giocava con loro, quindi sicuramente è un bravissimo papà. E poi si vede una madre molto molto attenta. Sì, sicuramente la madre molto attenta, sorvegliava i suoi cuccioli, circa 40 giorni di vita erano in svezzamento, quindi poppavano ancora, però li nutriva già con del cibo semisolido rigurgitato da lei e dal compagno. E i cuccioli di sciacallo appunto sbocconcellavano questo cibo, giocavano davanti alle fototrappole. Il gioco in particolare è fondamentale in questa fase della crescita perché serve ai cuccioli per sviluppare la coordinazione, la forza, ma anche per imparare tutti quegli atteggiamenti sociali che serviranno poi a stabilire le gerarchie all'interno del branco. Ecco sì, lo sciacallo dorato, essendo una specie arrivata in Italia da meno di 40 anni, quindi relativamente nuova, va raccontata con estrema attenzione. È una specie che necessita di un'informazione corretta e puntuale al pubblico e sicuramente non va fatta confusione con il lupo e con la volpe, che hanno delle caratteristiche ecologiche diverse rispetto a quello dello sciacallo dorato. È da 10 anni che studi gli sciacalli, questo per te è il tuo ultimo capitolo, come mai? Diciamo che adesso dovrò occuparmi dei miei cuccioli perché sto per diventare papà di 2 gemellini, per cui come il papà di sciacallo mi dedicherò anch'io con tutto me stesso a loro, farò il paparino a tempo pieno. Bocca al lupo. Grazie. Crepi, tra virgolette, visto che non si può dire, bisognerebbe dire solo grazie, ma io sono scaramantico e lo continuo a dire. Ed ora andiamo a Manzano, a Casa Romano, la dimora storica della Contessa Marina, un giardino in piena fioritura. Ogni fiore racconta una storia, come quella che legò l'aspirina al nome di una rosa. Adesso, dice la proprietaria, speriamo che un fiore nuovo sia al più presto legato anche ai vaccini e a quella che tutti noi speriamo essere la fine della pandemia. L'abbiamo incontrata ospite in occasione della manifestazione Castelli Aperti, l'ha intervistata per noi Paola Treppo. Casa Romano è un complesso di edifici dall'antica storia. Che storia ha questa dimora? Praticamente sì, tutto comincia con Marcantonio Romano che viene da Spilimbergo e per il Consiglio dei Nobili, in quanto lui era laureato in legge e doveva riguardare le leggi del Parlamento friulano. Quindi era rimasto affascinato anche dal castello di Udine, per cui anche poi rimette a posto questa dimora sul modello del castello di Udine, con lo scalone centrale come era originariamente, e poi praticamente nel corso della storia le cose sono state anche modificate dagli eventi, dalle guerre, da tante altre cose e anche dall'economia del posto. E quindi insomma si è modificato, però è rimasto sempre un luogo molto affascinante, ricco di risorse e di cose bellissime, come ad esempio sto rivivendo molto bene il giardino. Infatti io sono iscritta all'ERPAC con le piante storiche, piante ad esempio i bossi, ho un giardino di bossi stupendo, con bossi diciamo che il fotoreporter di Gardenia ha definito sculture, quindi sono dei bossi di 300 anni. Ecco, oltre al corpo principale ci sono delle parti anche annesse in un secondo momento. Sì, come questa dove stiamo ora, è una stanza che è stata messa dal genio militare dopo la Prima Guerra Mondiale, e per un fatto diciamo di economia, perché dovevano essere fatte le vendemmie ed era tutto distrutto dai bombardamenti, da altre cose, e poi anche e soprattutto perché gli abitanti del luogo erano tutti andati profughi in Toscana, quindi ritornando avevano trovato
avevano trovato tutto un po' deserto e quindi è stato tutto rimesso, questa stanza è stata fatta dal genio militare, le hanno dato proprio anche una, come se fosse una cosa d'arte, la facciata un po' artistica, con le statue, con diciamo l'arco e quindi col mascherone sulla parte centrale dell'arco e poi anche questa bellissima porta con i vetri soffiati che guarda praticamente la torre. C'è anche poi una stanza storica, quella dedicata alla trasformazione delle vigne, al vino. Sì, sì. Sì, abbiamo il Museo del Vino dove sono ricoverate tutte le botti storiche della famiglia amministrazione Conti Romano, quelle che erano proprio fatte dagli stessi contadini con le varie essenze dei legni e vari tipi di legname venivano assemblate e fatte queste botti. Poi però negli anni 70 non bastavano queste botti, dovevano essere rinnovate le cantine e quindi si appoggiarono a Conegliano Veneto e presero le botti più importanti di insomma legni più pesanti. Ecco, e poi il giardino, oltre a questo giardino di bossi, anche tantissime rose che anche in giugno, vista la stagione, stanno fiorendo proprio in questo momento. Sì, ci sono tutte delle rose, rose di vari tipi, dalle rose antiche che fioriscono solo una volta, e quindi mentre invece sono quelle rifiorenti, quelle inglesi, ho dal Cardinal di Richelieu a Shakespeare, un'altra rosa shakespeariana molto profumata e poi ho delle rose anche in onore, diciamo, un onore sanitario, diciamo, quella Aspirin Rose in onore dell'aspirina. Ecco, perché era raggiunto insomma una importante conquista con l'aspirina, perché le rose anche vengono intitolate per tante cose, per conquiste, e quindi ad esempio ci sono vari tipi di rose, la Margaret Rose intitolate a regine, alla Soraya, a tante principesse, sono stupende. Le rose pompon anche sono quelle rose piccoline e in un pozzo ci sono queste rose rosse pompon che sono deliziose. Sì. La puntata di oggi di A Voi la Linea termina qui, tra poco appuntamento con Pronto Chi Parte, spazio dell'Agenzia Turismo 85 che propone offerte per viaggi e vacanze. Grazie per l'attenzione e buona giornata.